pomeriggio di oggi all'Arsenale di Venezia, quando una ragazza è caduta dal primo piano dell'ex caserma sommergibilisti e lì trasportata a Mestre, è grave. Il ritorno questa mattina a Venezia dell'ex parlamentare Fiano in una Ca' Foscari blindatissima, presente anche la ministra Bernini. Io, scorta istituzionale, mai più il gesto della P38 in Ateneo, dice. Non siamo antisemiti, contestiamo il genocidio in atto a Gaza, così gli attivisti protestano contro Fiano fuori dall'Ateneo davanti al cordone di polizia in tenuta antisommossa. Accoltellamento in via Fogazzaro, 33enne tunisino gravissimo in terapia intensiva a Mestre, aggressore in fuga, zona già segnata da spaccio e delinquenza, residenti sotto shock. Torna a parlare di celle di sicurezza come deterrente il sindaco di Venezia Brugnaro, commentando la posizione con cui la città sale nella classifica dei reati nell'inchiesta del Sole 24 Ore. Un ragazzo di 27 anni di Canareggio è stato arrestato dai carabinieri di Venezia e portato al carcere di Santa Maria Maggiore con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei genitori. 4 novembre, giornata delle Forze Armate, Venezia ha reso il suo omaggio con l'alzabandiera in piazza San Marco e cerimonie diffuse in tutto il territorio. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Subito il sondaggio in vista di Ring, questa sera alle 21, la nostra prima serata di attualità politica, ve lo stiamo sottoponendo da oggi. Sfratto dopo 2 mesi di affitto non pagato, cosa pensate della proposta avanzata da Fratelli d'Italia? Per rispondere di sì, che siete d'accordo, 0422 1626 691, per rispondere di no, 0422 1626 690, poi questa sera a Ring vedremo come la pensate. Andiamo all'incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi all'Arsenale di Venezia, dove una ragazza di appena 17 anni per cause in corso di accertamento è precipitata dal primo piano dell'ex caserma sommergibilisti dopo un volo di 6 metri. A chiamare i medici del SUEM 118 l'amico minorenne che era con lei. La ragazza ora si trova ricoverata all'ospedale di Mestre, dove ha riportato diversi traumi, è stata soccorsa con l'idroambulanza e lì trasportata. Sul posto con i vigili del fuoco e i poliziotti della Questura di Venezia incaricati delle indagini. Emanuele Fiano, ex deputato Dem, presidente di Sinistra per Israele, è tornato a Ca' Foscari a una settimana dalla contestazione pro-PAL che gli aveva impedito di ultimare l'incontro organizzato con gli studenti. Università blindata, l'onorevole scortato dalla ministra Bernini presente in aula. Fuori, polizia antisommossa, la locale, i carabinieri, arrivano i ragazzi e le ragazze del fronte della gioventù comunista, come annunciato, striscione e bandiere alla mano. Dentro l'università, Laura Balatto si prepara a ricevere l'ex parlamentare Dem e presidente di Sinistra per Israele Emanuele Fiano, per ricominciare lì dove una settimana fa era stato interrotto dopo l'irruzione dei contestatori pro-PAL. Evento blindato, la partecipazione solo su invito alla presenza della ministra dell'università Anna Maria Bernini. Solo 8 gli studenti in aula appartenenti all'Associazione Futura, promotori dell'incontro dello scorso 27 ottobre e concluso una settimana dopo. Il tema Israele-Palestina, 2 popoli, 2 stati. Noi vogliamo promuovere l'ascolto, l'avevo detto la volta scorsa ma lo ripeteremo anche oggi, non è un evento dove si deve per forza concordare col relatore, ma è un evento dove bisogna mettersi in discussione, avere consapevolezza che c'è tanto da imparare e per questo provare a vedere anche le cose da una prospettiva diversa. Come studenti voi avete condannato fermamente la presa di posizione di chi ha fatto irruzione una settimana fa nella stanza di San Giobbe? Certo, perché anche in quell'occasione non c'è stata volontà di dialogo, abbiamo più volte chiesto che si sostituissero a noi di Futura per fare loro le domande e aprire un dibattito ovviamente, ma questo non è stato reso possibile. Questo è il senso di questa iniziativa, consentire all'onorevole Fiano di concludere il discorso che era stato interrotto e quindi quest'Aula un po' riproduce lo stesso ambiente di lunedì scorso. È un'iniziativa promossa dagli studenti di Futura e così abbiamo voluto dare spazio agli studenti affinché concludessero le domande che avevano preparato. Emanuele Fiano dunque è tornato a Ca' Foscari, ma è la commozione a prendere il sopravvento non appena prende parola. Tutti voi Il pensiero a Yitzhak Rabin, primo ministro israeliano ucciso 30 anni fa da sionisti di estrema destra e che con Arafat parlò concretamente di pace. Le 2 narrazioni della storia, quella israeliana e quella palestinese, non coincideranno mai e quindi ad un certo punto 2 che si erano combattuti e ognuno dei quali pensava dell'altro che avesse le mani sporche di sangue,
hanno deciso che bisognava iniziare non più a parlare del passato ma a parlare del futuro. Il focus poi sulla storia israeliana, le ragioni dell'attuale guerra, molto spazio all'attentato del 7 ottobre, la volontà di ricominciare dalle parole nessun genocidio in atto, secondo Fiano, in Palestina. Per me, per dare un giudizio terribile sulle decine di migliaia di morti a Gaza non importa la parola, perché se lei lo chiama massacro o genocidio rimane il fatto che sono morte decine di migliaia di civili. Discutiamone pure se questo è importante. Io non credo che sia importante per affermare i diritti del popolo palestinese, per lottare per la pace, perché la guerra non riprenda, perché le armi cedono il posto alle trattative. Io sono la scorta istituzionale e democratica di Emanuele Fiano. L'università è il luogo della libertà, ma anche della libertà di dissenso, e che è un luogo aperto, profondamente libero, un'agorà, non uno stadio dove ognuno si rintana e si perde nella sua curva. Questa è la differenza. E manifestanti di Gioventù Comunista fuori dall'università schierati davanti al cordone di polizia. Doveroso, dicono, contestare chi nega il genocidio. Che chi nega il genocidio del popolo palestinese, chi fa la sinistra per Israele mentre Israele stermina i palestinesi e fa di tutto per impedire che abbiano un futuro, non è il benvenuto. Gli studenti di Venezia non danno il benvenuto alla sinistra per Israele, Emanuele Fiano. Se Fiano avesse voluto un incontro avrebbe organizzato un'iniziativa diversamente, invece è venuto a fare un'iniziativa blindata con questo schieramento di polizia in un'università blindata, precisamente non con la volontà di parlare con gli studenti. A noi questo ci sembra molto chiaro. Se avessero voluto avrebbero fatto un altro tipo di iniziativa, non sarebbero venuti a blindarsi con il governo, con un ministro e con la polizia. La posizione è chiara, il portavoce di Gioventù Comunista, arrivato da Roma, si schiera con i ragazzi, bandiere e striscioni alla mano, davanti al cordone di polizia in tenuta antisommossa a interrompere l'avanzata pacifica verso l'università, lì dove dopo pochi minuti avrebbe preso parola l'ex deputato Emanuele Fiano. È un diritto contestare in un'università un politico che ha quantomeno delle posizioni controverse. Fiano è un politico di lungo corso che ha assunto posizioni di sostegno allo Stato di Israele mentre Israele sta commettendo crimini di genocidio, è un politico che nega che sia avvenuto, che stia avvenendo un genocidio contro i palestinesi. Si aspettava di non ricevere una contestazione? Doveroso contestare chi nega il genocidio, dicono i manifestanti. Fiano si schiera così con il governo per un DDL liberticida, un disegno di legge depositato in Parlamento per punire presunti crimini di odio antisemita, ma dove, ribadiscono, la definizione di antisemitismo è molto interpretabile e non si può continuare a bollare come antisemita chiunque si mobiliti per la Palestina. Alla domanda a Fiano se per lui antisemitismo e antisionismo siano la medesima cosa, risposta affermativa. Gioventù Comunista rincara. Noi siamo per i due stati, noi siamo per uno Stato palestinese nei confini del 67, ma c'è una grande ipocrisia di fondo che andrebbe detta a Fiano e che vorremmo dirgliela se ci fosse la possibilità di discutere, e cioè che oggi non si può essere allo stesso tempo per i due stati e per Israele, perché oggi quello che fa Israele è esattamente cercare di cancellare la possibilità che possa nascere uno Stato palestinese. All'accusa di aver di fatto zittito un ex parlamentare per le sue posizioni, i manifestanti ribadiscono il diritto di contestazione. Fiano ha parlato mezz'ora, 40 minuti prima di essere contestato e nell'ultima settimana ha parlato a reti unificate con molta poca possibilità di replica, a onor del vero, per la nostra organizzazione che è stata accusata falsamente di antisemitismo, quando è chiarissimo che Fiano viene contestato per le sue posizioni politiche. Ma secondo voi Moni Ovadia sarebbe stato un altro ebreo con altre posizioni, sarebbe stato contestato nell'Università di Venezia? Questa è la verità. La cronaca a Mestre con l'accoltellamento di un 33enne tunisino gravissimo in terapia intensiva e l'aggressore in fuga. Sta lottando sospeso tra la vita e la morte il 33enne tunisino operato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo per ferite multiple da taglio tra torace e addome che hanno interessato organi vitali quali il fegato, la milza e l'intestino. L'accoltellamento nella serata di lunedì verso le 19:30 legato con ogni probabilità a un giro di droga. I carabinieri incaricati delle indagini non escludono la pista del regolamento di conti per debiti o per il controllo delle piazze dello spaccio. È successo qui al civico 58 di via Fogazzaro a Mestre, dove i residenti vivono da tempo in un clima di paura e dicono: siamo allo stremo. Ci ritroviamo spacciatori e tossicodipendenti farsi una dose tra le scale dell'Androne, come è successo nelle scorse ore, raccontano i condomini terrorizzati. Sì,
qui la sera capita spesso che se guarda, sì, che nei gradini d'ingresso trovi gente seduta a prepararsi la pipa per il crack o a iniettarsi non so cosa, quindi. Ma neanche a luna di notte, cioè alle 8 di sera uno rientra, si trova questi. Per entrare a casa dobbiamo chiedere permesso sperando che vada tutto liscio, abbiamo paura di essere aggrediti o peggio, dicono sempre i condomini. Loro dicono sì prego, scusi, andiamo via subito, uno entra e va su, tanto è inutile mandarli via perché fanno finta di allontanarsi, appena uno entra dentro tornano sui gradini, quindi anche inutile creare discussioni che poi se trovi quello che è fatto, alterato, rischi che ti salti anche addosso. L'aggressione è ancora senza un volto e rimette la paura al centro di Mestre. Qui in particolare in via Fogazzaro l'unica telecamera presente si trova a 2 passi dalla grande scalinata del cavalcaferrovia che porta sulla rampa verso Corso del Popolo da una parte e Venezia dall'altra. Qui la convivenza forzata con spacciatori tossicodipendenti è diventata oramai routine. Pieno di spacciatori drogati, però mi sono abituata. Le forze dell'ordine parlano di massimo impegno per rintracciare l'aggressore e annunciano controlli rafforzati nell'area e nelle zone limitrofe. Torna a parlare di celle di sicurezza come deterrente invece il sindaco di Venezia, commentando la triste posizione che ricopre la città nella classifica sulla criminalità del Sole 24 Ore. Venezia è nella top 10 dei territori con più reati denunciati ogni 100.000 abitanti e all'8° nella classifica del Sole 24 Ore che ha esaminato le statistiche della banca dati Interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dal quale si evince un aumento dei delitti commessi e denunciati in Italia e soprattutto della microcriminalità di strada. Sono dati inoppugnabili, nel senso che noi, da quando io sono sindaco, ho preteso che si facessero denunce a tutti, per cui noi ho incentivato, anche facendo delle delibere di giunta, anche i commercianti ad andare a denunciare. I reati denunciati nel 2024 sono a più 2,76% rispetto all'anno precedente. A influenzare i dati sono diverse variabili, tra cui il fenomeno dei borseggi a Venezia, legato in particolare alla massa di turisti che affollano la città storica, che troviamo al 6° posto per numero di furti, con 2.704,3 denunce ogni 100.000 abitanti, ben 22.552 totali. 12° posto per i furti in abitazione, 86° per i furti d'automobile. Alto anche il numero di rapine, che porta al 12° posto nella classifica, con in testa le rapine che avvengono in strada. Io l'ho detto più volte, credo che ci sia un problema normativo, soprattutto per i reati, diciamo, quelli che si giudicano minori, che spesso diventano in qualche modo impuniti, nel senso che sì, vengono denunciati a piede libero, ma poi alla fine magari spesso i processi neanche si svolgono. Secondo me noi dobbiamo cercare di costruire dei percorsi di attenzione, fra virgolette, punitiva, con cose minime. Io suggerivo non il carcere, ma le celle di sicurezza. Noi le abbiamo aperte qui in città, abbiamo costruite, ci sono. E per esempio un ragazzo giovane che commette un reato viene messo in cella, se è minore vengono chiamati i genitori che si assumono la responsabilità di capire cosa sta succedendo per portarlo a casa, e credo che magari una notte, per 2 notti, 3 notti, al massimo 10 per una scippatrice possono essere molto più impattanti di tanti discorsi che poi non arrivano mai al dunque, perché rendi anche antieconomico il loro agire. Deve intervenire il Parlamento, devono intervenire le persone per capire che non basta soltanto parlare di accoglienza se non ci mettiamo delle regole. Insomma, le regole sono importanti e dovremo ripensarle, insomma, riaggiornarle. E in carcere è finito un 27enne arrestato dai carabinieri di Venezia per maltrattamenti nei confronti dei genitori. Maltrattava i genitori ed era già stato sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento nei loro confronti. Ma a detta della coppia, il figlio 27enne che viveva con loro nella zona di Cannareggio a Venezia non avrebbe mai rispettato le misure, motivo per cui i carabinieri l'hanno arrestato e portato nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore.
Non solo, dallo scorso aprile il 27enne è stato sottoposto anche al divieto di dimora nel comune di Venezia, dopo l'ennesima denuncia da parte dei genitori, stanchi dei continui abusi subiti da parte sua, tra cui, secondo quanto affermato in sede di querela, anche minacce di morte. Anche questa misura però non è stata rispettata dal ragazzo, senza contare che aveva continuato a vivere con loro. L'arresto a quel punto è stato inevitabile. Elezioni regionali, il candidato governatore del centrodestra, Alberto Stefani, ha lanciato oggi il progetto Generazione Veneto. Abbiamo lanciato Ecosistema 2530, abbiamo lanciato la certificazione Young Friendly per le imprese e anche tante iniziative più concrete come il piano casa, che ovviamente riguarda la necessità di tantissimi ragazzi di poter accedere ad una casa a prezzi calmierati. Alberto Stefani, candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto e giovane a sua volta, con i suoi 32 anni, lancia la certificazione Aziende Young Friendly, un attestato di riconoscibilità delle realtà produttive che mettano in campo tutta una serie di iniziative per far sì che i giovani non scelgano di emigrare altrove, magari all'estero. Li tratteniamo qui valorizzandoli anche dal punto di vista del welfare, quindi non può essere solo una questione di stipendi, che ovviamente è assolutamente fondamentale, ma anche una questione di welfare aziendale, quindi garantire la possibilità per ciascuno di loro di poter accedere a queste forme di welfare nel tessuto imprenditoriale del nostro territorio, di poter incentivare ovviamente le imprese che ne fanno promozione. Idee, spunti raccolti parlando direttamente con loro, i giovani, i ragazzi in piazza. L'abbiamo chiamata Generazione Veneto, che vuole raccontare quanto i giovani del Veneto vogliono dare a questa straordinaria terra. Lo faremo con un network di idee che lanceremo il 15 di novembre mattina e lo faremo insieme a tanti giovani per dare loro voce e dare loro la possibilità di indicarci la via. Un percorso con più direttrici, quello incentrato sulla generazione Z, dice Stefani, come Ecosistema 2530, progetto nato anch'esso per fermare la fuga di cervelli in atto ormai da anni, potenziamento della rete della formazione tecnica e professionale da un lato, percorsi post lauream dall'altro per far dialogare mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Quando si fa politica non si guarda solo ad oggi, non si può guardare solo a domani, ma si guarda alla società dei prossimi anni. Solo così si potrà creare un futuro dignitoso e forte per il nostro territorio. Incalzato sulla giunta da nominare in caso di vittoria, Stefani non si sbilancia mentre torna a parlare di infrastrutture e ribadisce la volontà di proseguire sulla strada di costituzione di un holding autostradale del nord-est. Solo così si potranno trovare degli investimenti importanti per poter sviluppare una rete infrastrutturale importante nel nostro territorio, di poterlo fare dimostrando anche dove vogliamo individuare i fondi. Normativa europea non consente la costituzione di un holding autostradale, così il candidato presidente del centrosinistra Manildo, ospite a Ring, ha definito fantasia la proposta di Stefani. Ritengo che sia tecnicamente bloccata dal diritto europeo questa idea di fare una holding autostradale veneta, perché bisogna assolutamente partecipare alle gare. Non è che fantasia, secondo Giovanni Manildo, candidato alla presidenza del Veneto per il centrosinistra, l'idea di una holding autostradale del nord-est sostenuta dal suo rivale del centrodestra, Alberto Stefani. Ospite di Ferdinando Abarino a Ring, Manildo ne ha fatto una questione innanzitutto normativa. Si farebbe una holding autostradale che serve per coprire una perdita, quindi nasce non molto virtuoso. L'altro tema è che una holding autostradale veneta, c'è la direttiva, lo sappiamo tutti, dopo la sentenza Bolkestein, la direttiva europea, siamo oggetto di gara, quindi si deve pensare all'assegnazione tramite gara europea e non si può pensare a un affidamento diretto di una concessione. In tema infrastrutture pende sulla futura compagine amministrativa anche la posizione della Regione rispetto alla copertura del canone della Pedemontana, dice Manildo. Veniamo da una situazione che deve essere ripresa dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'allocazione del rischio, dal punto di vista della gestione del contratto, e sicuramente questo è un tema che va preso appena si arriva in Regione. Punto primo, ricontrattare l'accordo con il concessionario, afferma il candidato del centrosinistra, che propone un corposo piano di investimenti su un altro fronte, quello dell'emergenza casa, che colpisce tutto il territorio a partire dalle aree spopolate e degradate. E come prima proposta abbiamo detto di fare un'agenzia unica regionale per la casa che
abbia una dotazione per 5 anni di 500 milioni di euro, 100 milioni di euro l'anno, con i quali efficientare e mettere in circolo degli immobili per calmierare il prezzo. Sostenibilità economica che passa anche per una riduzione dei costi energetici. Manildo loda il modello Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini che vogliano installare un impianto fotovoltaico beneficiano allo stesso tempo di incentivi regionali e statali. Il fatto che sia possibile il cumulo, perché sappiamo che molto spesso non ci può essere il cumulo, ha reso il Friuli Venezia Giulia da questo punto di vista un fuoriclasse, diciamo, dal punto di vista delle diffusioni delle rinnovabili, e penso che soprattutto per le piccole e medie imprese sia qualcosa che deve essere fatto. Il 4 novembre, giornata delle Forze Armate, Venezia ha reso il suo omaggio con l'alzabandiera in piazza San Marco e cerimonie diffuse in tutto il territorio. Venezia ha celebrato il 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate su tutto il territorio comunale. In piazza San Marco alle 10:15 la cerimonia dell'alzabandiera con picchetto d'onore militare alla presenza del sindaco di Venezia e delle altre autorità civili e militari davanti alle rappresentanze delle Forze Armate, dei corpi di Stato, delle associazioni combattentistiche d'arma con l'accompagnamento della banda musicale della Polizia Locale di Venezia. L'Arma dei Carabinieri, nel suo specifico, ha il dovere di esserci sempre, di rimanere vicina alle popolazioni e di ergersi appunto come baluardo, anche nelle località più piccole, anche nei posti in cui magari non tutte le istituzioni sono presenti, cerchiamo di essere sempre nella quotidianità vicini appunto ai cittadini. Per l'Arma dei Carabinieri una giornata particolarmente sentita a Venezia dopo la perdita dei 3 colleghi morti nello scoppio doloso di un'abitazione nel Veronese. È molto importante ricordare appunto i nostri caduti e questa giornata serve anche a quello, non dimenticare chi fino all'estremo sacrificio si è spinto appunto per salvaguardare la tutela delle leggi, delle istituzioni e della sicurezza di tutti i cittadini, come impone appunto la Costituzione, spingerci come lavoro fino all'ultimo sacrificio. Durante la celebrazione la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che oggi celebriamo è un momento di ricordo e di espressione della riconoscenza del Paese per quanto i cittadini in uniforme fecero. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo e a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci.